Agrigento, regina del turismo culturale, con la sua Valle dei Templi, nei primi 6 mesi del 2024 è stato un successo straordinario in termini di affluenza e incasso rispetto allo stesso periodo del 2023 ed è soddisfatto l'assessore regionale ai beni culturali Scarpinato, che dice: i risultati ci premiano e i turisti continuano a scegliere la Sicilia. I maggiori introiti, poi chiarisce, saranno reinvestiti integralmente nei siti stessi per migliorarne i servizi e l'attrattività, oltre che per tutelare e valorizzare il nostro inestimabile patrimonio culturale. Analizzando i dati dei luoghi maggiormente visitati, i numeri da capogiro si registrano nella Valle dei Templi di Agrigento, che nei primi 6 mesi dell'anno ha raggiunto quasi 500.000 ingressi, con un incasso di circa 4 milioni di euro, il 9,27% di visite in più rispetto al 2023, un incremento del 31% sugli incassi. Sono dati questi che superano i 550.000 visitatori e i 4 milioni di euro se si aggiungono il Museo Archeologico Pietro Griffo, il Museo Luigi Pirandello e il sito di Eraclea. Un mese più ricco è stato maggio, quando la Valle dei Templi è stata percorsa da oltre 133.000 visitatori, con un incasso che ha superato di parecchio il milione di euro, il 32% in più rispetto al 2023. Seguono febbraio e marzo, con un aumento di visite pari a circa il 40% per ciascun mese rispetto al 2023, complici anche l'effetto Telamone e la sua rilevanza mediatica, che ha coinvolto l'intero territorio. Bene, il Museo Griffo, che nei primi 6 mesi dell'anno ha superato i 43.000 visitatori, con un incasso di oltre 142.000 euro, circa il 47% in più rispetto al 2023.